arrivas. Oh, buongiorno Italia, non so se è una nuova puntata o se è la continuazione di quella di prima, non lo so, è un casino, ma è bello, è piacevole sto casino, perché guarda, un'altra cosa, no? Cioè, osserva, sono in quarantena, è il giorno numero, non lo so, cioè, è bellissima sta roba, cioè non il fatto della quarantena per carità, ma il fatto di non sapere il giorno, perché non è che non lo sai perché sei rincoglionito all'Alzheimer o quant'altro, no, perché non te ne c'era un caso, perché non è assolutamente importante, è un numero, è ininfluente. Sono qua da prima che riesca ancora a esaurirmi, cioè sono qua dal momento che ho ancora le mie facoltà di sopportazione. Sì, amore, tanta testa è ancora un po' malino, vero Gioia? Che non so, perché vabbè, insomma, come ti dicevo, è un pit, è difficile da capire. Quando eravamo fuori era tutto un puntare, vedere se c'era gatti. E adesso siamo un po' così, siamo anche un po' tristini perché non c'è la papina. Ma la papina la mangiamo domani? Ancora? Dormiamo, non so se dormire, perché volevo dormire nel lettino di là, però boh, no, va bene, dai, tiro giù. Dormo sempre su questo qua, il matrimoniale, però vabbè, tiro giù il matrimoniale così sto vicino al CP. Così se devi uscire mi chiami meglio e si sente meglio, ok CP? Amore! Fritta, ah boh, ok. Ho alzato un po' il riscaldamento perché la sentivo un po' infreddolita. Noi siamo sui 24 gradi adesso. Però vedi, d'altro canto gli dici, c'è un gatto! Vedi. Però non si sarebbe alzata in piedi, quindi vuol dire che sta malino. Ok, Gioia. Vieni qua, amore, bello. Cara dal signor, sì. Adesso ci facciamo i coccolotti, salutiamo tutti e poi andiamo a nanna. Facciamo tanti nanoni, io e te, tanti bei nanoni, sì. Eccolo qua Italia, allora il lettone è preparato, guarda che bel porno letto con le mie bellissime lenzuola rosse, no? Il mio copricoso preferito che ogni volta è una sofferenza a buttarlo a lavare, tacci che adesso l'ho appena cambiato, quindi stia bello fresco, pulito. E quindi me lo terrò per un po'. E qua c'ho il mio CP, vero Tatina? Siamo qua vicini io e te, così io allungo il braccetto, le faccio le carezzine. E qua c'è l'inizio di decorazione, ho messo quelle 10 cune là, non so, dei soldi stranieri. E dopo qua ci andranno fotografie, ma anche lì nei bordi. E lì ci verrà una figata col tempo, però insomma adesso l'umore è quel che è, insomma, anche perché adesso è vero CP, siamo sempre preoccupati per questo bel CP qua, mannaggia, dai che domani si riprende, chissà che cazzo ha mangiato, porca troia, cosa hai mangiato? Perché io ti conosco, ma quando siamo andati in spiaggia ti sarai pinciata chissà cosa. In merito alla puntata che avevamo fatto nei libri, no? Allora a me è rimasto sul vivere e sul morire, sulla paura, cioè in tema perfetto psicosi coronavirus, perché questi qua per un discorso o per l'altro, vedi, li avevo lasciati a metà tutti e due, questo mi mancherà una ventina di pagine e sto qua uguale, cioè tutti e due ho lasciato la fine. Ah sì, aspetta, perché già che ci siamo, non mi ricordo se ti avevo fatto vedere le lucette nuove che ho montato su. Guarda, occhio, tec, boh, guarda, ah sì, te le ho fatte vedere dentro il piccio, là, dentro questo robo qua, gli ho messo anche del Bostik perché si stavano scollando. Beh, qua manca del Bostik, vedi, qua sarebbe da rimettergliene altro, questa parte qua. Bene, dai, contento. Dopo il resto appunto, dai, da finire con fotografie, era tutto tappezzato di fotografie, tranne questa parte qua, perché questo triangolo qui sarà visibile una volta chiuso il letto, quindi quella parte lì sì, quella sì, il tetto vedremo, non credo perché può dare il senso di soffocamento, oppure il tetto lo rivernicio di bianco, adesso vedremo, insomma, con tanta calma, visto che questa è la mia casetta definitiva, molta calma. Buongiorno Italia, buongiorno perché questo è un giorno, è il giorno dopo. Oh, mi sono appena alzato, non è che posso coniugare i verbi così e le cose, no? Cioè, prima a tisanetta, neanche più il caffè, perché il caffè mi fa venire voglia di fumare. Siccome io adesso sto bene così, a parte qualche, tra virgolette, rara crisi di astinenza, va bene così. Oh,
progetti di questa giornata di isolamento per coronavirus. Allora sì, no, non c'è tanto da ridere, nel senso, beh, oddio, ci sarebbe da parlarne, perché ho riapprofondito un po' anche gli studi di Steiner su elettricità e malattie nella storia dell'uomo, e però soprattutto su un canale YouTube, insomma, di viaggi e di cazzate. Non è il caso di fare questi ragionamenti, peraltro anche sotto certi punti di vista anche empirici, però non verrebbero né capiti ma né tantomeno apprezzati. Pertanto saltiamo la riflessione sugli studi di Steiner e parliamo della pianificazione della giornata di oggi. Allora, nella giornata di oggi mi sono alzato più o meno alle 8 perché mi piace tenere l'oblocolo gigante aperto, quindi la luce del sole sveglia il mio ippopotamo, che sarebbe l'ipotalamo, quella cosa nel cervellino che stimola le ore di sveglia e di sonno. E poi sono stato, non so quanto tempo, adesso prendo il telefono e vediamo, sdraiato, cercando di rilassare i muscoli il più possibile, ossia cercando di posizionare il corpo in una sorta di equilibrio sul materasso, in modo tale che quando tu proprio ti lasci andare, i nervetti, anche a livello inconscio, no? Non devono tenere il corpo dritto, le gambe dritte, le braccia dritte, se no magari ti cadono in posizioni scomode. Non so se è una cosa semplice da spiegare, però è così, insomma. Non è neanche facile, insomma. C'erano dei trucchetti degli antichi tibetani che spiegavano come rilassare il corpo partivano dalla punta dei piedi, io parto da dove cazzo voglio, e concentrandosi su ogni muscolo si riusciva a spegnerlo rimanendo svegli. Una volta che hai spento tutto e sei rimasto sveglio, sei comunque consapevole, insomma, di avere un corpo, eccetera, e questa consapevolezza è una sorta di godimento, perché senti tipo i nervi delle gambe e delle braccia come una sorta di tipo, non un effetto massaggio, non so spiegarti, ma è una figata unica. Quindi io sono stato dalle 8 fino alle come coppo, aspetta, vediamo il telefono. No, non ho il naso touch, porca troia. 10:51, quasi 3 ore così, ma è una figata. No, a parte scherzi, sì, non è una roba da fare sempre, no? È una roba da fare ogni tanto, a parte che moltissimi già lo fanno, della serie che si svegliano e dicono ma sto un altro po' a letto a, tra virgolette, dormicchiare, anche se poi in realtà non stai dormendo, no, perché sei sveglio. Però assieme a questo dormicchiare puoi aggiungerci questo, tra virgolette, esercizio, no, di spegnere i nervetti. Scusa la mia vicina. Amore, mi stai spalmando i peletti dappertutto? I peletti dappertto? Caro mio CP. Adesso colazione e appunto, no, dobbiamo raccontare cosa facciamo oggi e niente. Allora, cioè, facciamo vedere, no? Raccontiamo. Ci svegliamo, sì? Cosa facciamo? Il bidet, giustamente, ecco lì il bidet. Individuiamo i calzini, eccoli là. Calzini! E ci mettiamo pure i calzini. Io praticamente sto usando sempre questi, cioè non sempre questi, nel senso questo paio qua che non li lavo, no, ne ho comprati, mi pare, una dozzina di paia dalla Germania, ancora all'epoca. Questi li trovi anche su Amazon, che sono una strafigata unica, perché non ti puzza il piede assolutamente, perché traspirano e ti tengono caldo veramente, perché proprio non fanno sudare il piede, sono anche abbastanza robusti, pratici da inserire e quant'altro. E io li adoro, li uso un casino. Aspetta, ok, adesso ti faccio vedere cosa faccio in questa giornata di isolamento. Però tra i progetti, ovviamente adesso no, perché c'è tutto bloccato per il coronavirus, non posso far stampare le foto, però vediamo se ho già qualcosa da attaccare, da iniziare a riempire. Anche qua vedi che c'è questo buchetto. Io ho detto, invece di metterci questi, ci metto, tipo là ho messo il dollaro, no? No, cos'è? Aspetta che vediamo. Perché sono anche curioso. È una cuna.
Ah, vabbè, potevo tenermele buone per quando tornavo in Croazia. Vabbè, non so quant'è, 10 cune, sarà una cagata. No, piuttosto, ah beh sì, no, soldi macedoni, greci, quelle cose là non ne avevo perché era Giovanni che cambiava, io pagavo col bancomat. Ok, ok, vabbè. Quindi vediamo se si catta qualcosa da riempire qua, tipo i bigliettini dei musei, quelle cose là. Aspetta, perché sì, siccome giustamente, insomma, è vero che è bello rilassarsi durante questi periodi di isolamento forzato, no? È importante anche rilassarsi, però insomma non volevo incorrere proprio anche nella noia e quindi gli ho dato il prodotto per il legno per terra e il pavimento di quelle scivolate che fai con i calzini, porca troia. Eccolo.